Presidente, 3 firme importanti oggi sulla viabilità Palmanova-Manzano che liberano anche risorse per i progetti sul territorio. Insieme al territorio, cioè alle amministrazioni comunali, a Confindustria, abbiamo rivisto il progetto della Palmanova-Manzano. Era datato 89 milioni di euro, abbiamo messo in salvaguardia i fondi, in particolare quelli ministeriali, che utilizzeremo per una riqualificazione della mobilità e viabilità dell'area, rafforzamento della mobilità e viabilità per quelli che sono oggi gli effettivi bisogni del distretto della Sedia e soprattutto un piano di rilancio per il distretto stesso che abbiamo sottoscritto insieme ai comuni di San Giovanni al Natisone e di Manzano. Terzo e non meno importante sottoscrizione, il contratto per l'inizio dei lavori importanti sul Ponte del Torre, che era una parte, questa sì, della Palmanova-Manzano che andava comunque realizzata viste le condizioni del ponte. Siamo particolarmente soddisfatti perché insieme agli amministratori abbiamo costruito un progetto che serve al territorio, lo abbiamo riadattato alle nuove esigenze, ma soprattutto ha una quota parte di rilancio e sviluppo dell'area che non era prevista evidentemente nell'originaria realizzazione che riguardava solo la strada. Assessore Santoro, 3 firme importanti oggi, fra le quali anche quella sul rifacimento del Ponte del Torre, un progetto che lei ha definito un progetto che guarda al futuro. Sì, perché è un progetto che razionalizza con l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Ministero per il vecchio tracciato Palmanova-Manzano, un tracciato impattante che abbiamo ritenuto, la Presidente ha ritenuto in primis obsoleto rispetto alle esigenze del territorio. Ridisegniamo un'infrastruttura che rispetta il territorio, rispetta le esigenze delle amministrazioni comunali, mette in sicurezza anche le utenze deboli con la realizzazione di una serie di piste ciclabili, ma soprattutto guarda al futuro per quanto riguarda le imprese del Triangolo della Sedia, perché sarà totalmente adeguata alle esigenze anche di una ripresa dei traffici che potremmo anche incentivare attraverso la messa a disposizione con la collaborazione di Confindustria Udine, che ringrazio per la grandissima disponibilità, di una serie di investimenti legati proprio al rilancio di quest'area industriale che ha visto nel tempo perdere la sua appetibilità. Vengono anche liberate delle risorse. Sì, appunto, questi 24 milioni di fondi regionali, almeno 18 saranno utilizzati proprio per una riqualificazione, una rigenerazione ed un progetto di rilancio per il Triangolo della Sedia. Uno degli aspetti importanti è che non sono state chieste compartecipazioni. Sì, siamo riusciti a dimostrare che con i 65 milioni stanziati dal Ministero per il collegamento veloce l'infrastruttura si realizza, è un collegamento veloce, ma soprattutto è un'opera che ridarà funzionalità a questo territorio e competitività rispettando le esigenze dei cittadini e soprattutto rispettando l'ambiente e l'impatto sul territorio.